Commissario, allora lei è stato nominato recentemente commissario straordinario del Comune di Montallegro direttamente dal Presidente della Regione. Che situazione ha trovato? Ma come tutti un po' i comuni della Sicilia, le difficoltà ordinarie e straordinarie. Credo che Montallegro, visto che hanno nominato, il Presidente ha voluto nominare un commissario, la situazione sia forse un po' più complessa e complicata. Due, sicuramente davanti a tutte le questioni che possiamo dire possano portare, ma ci stiamo riuscendo a non arrivare a un dissesto finanziario, ma due sono le gravità e le criticità fortissime. La discarica soprattutto, abbiamo fatto più conferenze di servizio, il Comune ovviamente ha posto sul tavolo criticità anche di interventi rispetto alla lontananza dal progetto nuovo della vasca che secondo i nostri calcoli, sono anche uffici, non consentono la realizzazione di questa vasca perché vicino al paese per una misura inferiore a 3 km, ma anche per tanti altri motivi. E Bovo Marina, un posto stupendo, il Marafricano meraviglioso, e però lì c'è la questione annosa dei parcheggi che noi non riusciamo a risolvere. Noi abbiamo chiesto a Sua Eccellenza il Prefetto una conferenza di servizio perché tutti gli attori, demanio, capiteria, forestale, comune, possano insieme, se è possibile, trovare una soluzione anche se i tempi sono ristretti rispetto alla complessità della situazione. Siamo qui per i nostri cittadini, solo per questo. Quindi lei porterà il Comune al voto prossimamente quando? Ma a ottobre questo è il decreto del Presidente della Regione, spero di arrivare lì con tante situazioni già risolte come l'Istituto Case Popolari, le nuove costruzioni e tante altre questioni. Abbiamo rimesso in moto una amministrazione.